Tutto o niente, dentro o fuori, il Chievo è obbligato a vincere per provare a centrare i quarti di finale di Coppa Italia. Per farlo però dovrà battere un avversario ostico e complicato da Serie A come il Sassuolo. Amici del calcio femminile dell'Harley Dickinson Chievo Women, benvenuti, un cordiale saluto da Pierluca Loporto in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona e in diretta streaming esclusiva per questo terzo turno di Coppa Italia su Avelia HD Live, sul pallone proprio sciabica classe 2006. Partiti, comincia proprio in questo istante Harley Dickinson Chievo Women contro Sassuolo femminile. Ora a far prevalere il possesso con qualche rischio Sassuolo, recupera palla il Chievo, Ferrato subito a Cresche, porta libera e Ferrato! Vantaggio Chievo! Erroraccio della difesa del Sassuolo! Provare anche a far male come fatto questa prima frazione da Ferrato. Avanti però ancora il Sassuolo, il cross in mezzo, Sciabica si era ritrovata tutta sola a pochi metri da Sargenti. Tardini qui si apre un varco per Mele, c'è dall'altra parte Dalla Giacoma, 3 contro 2, Dalla Giacoma avanza a grandi falcate, il tiro di Dalla Giacoma, traversa! Con Scuratti addirittura in questo momento ultima, e arriva proprio in questo istante il duplice fischio dell'arbitro che manda tutti negli spogliatoi con il risultato di 1-0, formazioni già schierate, si attende solo il via dell'arbitro che arriva in questo momento. Sembrava poter essere più vicina dopo l'ultimo minuto in pratica della prima frazione in cui ha sfiorato il doppio vantaggio in avanti, però è Sassuolo che non demorde con Jane, diagonale potentissimo di Jane che fa vedere ancora una volta il proprio lancio preciso, qui precisa però Bellucci, opportunità per il Chievo, in avanti Dalla Giacoma, entra in area Dalla Giacoma di esterno, Dalla Giacoma, un colpo soffice, con cui riporta il risultato sul 2-1, ancora in avanti il Chievo. Battuto subito dal Sassuolo, il cross in mezzo, il colpo di testa di Monterubiano, traversa! E finisce qui, triplice fischio, festa del Chievo che centra un'impresa di Coppa Italia eliminando il Sassuolo